L'esigenza è questa: il quadro generale è il fallimento ormai conclamato dello Stato, che non riesce più a dare tutti i servizi necessari ai cittadini, quindi cambia il rapporto tra l'ente pubblico e il privato. Lo Stato si ritira dalla gestione diretta e deve coordinare, deve controllare, deve fare in modo che il privato si arrangi, quindi un nuovo rapporto anche con i corpi intermedi, quindi le associazioni di categorie, i sindacati eccetera, cercare di coinvolgerli per dare quei servizi che lo Stato non riesce più a dare. Nello specifico si parla di pensioni. Quando siamo arrivati a introdurre il sistema contributivo abbiamo dimezzato la rendita pensionistica per le persone. Di questo bisogna creare assoluta consapevolezza, perché soprattutto giovani che non hanno neanche tutti i versamenti continui si troveranno ad avere grossi problemi una volta che andranno in pensione, sempre che ci vadano. Di conseguenza l'idea dell'ente Veneto Welfare è quella di creare consapevolezza sui giovani e su tutti quelli che hanno bisogno di una pensione, cioè tutti i lavoratori, di pensare alla previdenza integrativa per avere un reddito sufficiente per una vita dignitosa quando appunto andranno in pensione. L'ente regionale deve fare esattamente questo. Il sistema contributivo ormai esiste da 20 anni, abbiamo fatto veramente poco. Una regione che si è mossa con grande anticipo è stato il Trentino Alto Adige. In effetti noi copiamo quel modello. In quel caso l'ente pubblico, la regione Trentino Alto Adige, è riuscita ad implementare moltissimo l'adesione alla previdenza integrativa. Noi abbiamo creato un modello analogo, adatto allo spirito, al tempo che c'è adesso. In effetti un po' in ritardo, ma diciamo meglio tardi che mai. Adesso dobbiamo recuperare il tempo perso. Appunto la previdenza integrativa significa mettere il TFR a frutto per avere un reddito da agganciare alla pensione vera e propria. Per ora la gran parte dei lavoratori lo lascia all'INPS, lo lascia in azienda e non si preoccupa di questa cosa, ed è sbagliato, perché utilizzare fondi pensione, naturalmente con l'accortezza di prendere quelli più vantaggiosi, perché in questo caso ce ne sono di tutti i tipi e anche in questo caso la regione dovrà informare e monitorare, è fondamentale per il lavoratore, perché lasciarlo in azienda, lasciarlo all'INPS significa non avere la rendita da agganciare alla pensione normale. Darlo in gestione a fondi di pensione seri significa costruirsi una rendita da affiancare e quindi avere un reddito sufficiente quando si andrà in pensione. Molte aziende in Veneto si stanno attrezzando anche attraverso il cosiddetto secondo welfare, non solo con la previdenza integrativa ma anche con i servizi di welfare, che noi comunque stiamo cercando di sponsorizzare altrettanto, perché anche in questo caso lo Stato non ce la fa più, mancano servizi essenziali sanitari eccetera. Le aziende, il privato, le associazioni di categoria possono, facendo rete, fornire anche questo tipo di servizi. Anche in questo caso il ruolo della regione è fondamentale. Le aziende non fanno resistenza, si rendono conto benissimo che c'è un problema sociale da risolvere e stiamo lavorando assieme per cercare di risolverlo.